Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, incidente stradale, l'ennesimo incidente stradale, è morta una studentessa di 23 anni, vediamo qui la prima pagina del Gazzettino, è morta sul colpo, era in vacanza in Veneto per vedere il carnevale, è avvenuto questa notte purtroppo a Vedelago, ci collegheremo tra pochissimo con Vedelago, dove avremo tutti i dettagli di questo ennesimo incidente stradale con una studentessa 23enne che era venuta in Veneto per il carnevale, una studentessa piemontese, torinese. Vediamo un altro incidente che è accaduto ieri, c'è stato un incidente grave, è morto il padre di un bambino di 4 anni. Vediamo, a Jesolo, è successo a Jesolo, vediamo. Fuoco. Non c'è stato nulla da fare per Giorgio Stringhetta, 38 anni di Jesolo, morto questa mattina poco prima delle 11 in un incidente stradale lungo via Cagamba. Un'Opel Corsa disintegrata, un'immagine che racconta la violenza dello schianto. In base ai primi rilievi della polizia locale, infatti, pare che Giorgio stesse superando un gruppo di ciclisti quando, per evitare un'auto proveniente dal senso opposto della carreggiata, sterzando, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un grosso tronco di un platano sul ciglio della strada. E poi le fiamme, ma probabilmente Giorgio era già morto. Inutile infatti l'intervento del 118 che assieme ai vigili del fuoco sono occorsi sul luogo dell'incidente. È una tragedia per la comunità iesolana, purtroppo una tragedia che scuote la nostra comunità. Originario di Jesolo Paese, Giorgio, compagno di Giada e padre di un bambino di 4 anni, lavorava come cameriere in diverse attività del Lido ed era conosciuto da tutti nella zona. Era un quasi coetaneo, quindi come tanti ragazzi, Jesolo non è poi così grande, abbiamo avuto delle esperienze assieme, abbiamo giocato a calcio, quindi posso dire che anche personalmente sono scosso da questo accadimento che interessa un ragazzo comunque conosciuto in città, un bravo ragazzo, quindi davvero un dispiacere, quindi giro a tutti i familiari la solidarietà dell'amministrazione comunale e penso dell'intera cittadinanza. Un ricordo commosso, quello del sindaco De Zotti e un'intera comunità in lutto. Annullati infatti, in accordo con la Proloco, i festeggiamenti del Carnevale in programma domenica 19 febbraio in piazza Primo Maggio. Una tragedia, quella di questa mattina in via Cagamba, che ancora una volta punta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale. Noi come amministrazione fino al nostro insediamento abbiamo cercato di porre l'accento sul tema della sicurezza stradale, abbiamo ricominciato a portare la polizia locale dentro le scuole per fare educazione stradale, supportiamo l'ANVU che è l'associazione Vigili Urbani nelle attività di promozione, cerchiamo di fare manutenzione stradali, tra l'altro via Cagamba era stata recentemente interessata da rifacimento del manto stradale. Il servizio di Sharon Di Carlo, proprio ieri abbiamo dato notizia dei funerali del piccolo Edward che è morto a Spresiano in un incidente, guidava la mamma, e purtroppo un'altra tragedia, un'altra famiglia, un'altra comunità straziata. Adesso andiamo a Mestre dove parliamo del degrado di Mestre, soprattutto dello spaccio della droga e di tossicodipendenti che si bucano in mezzo alla strada. Ci colleghiamo in diretta con Filippo Fois. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo in via Piave, che è uno dei luoghi critici dello spaccio a Mestre. Accanto a me ci sono due ospiti, sono Giampaolo Conte, che è un residente della zona, detto anche il sindaco di via Piave, mi hanno detto per la sua costanza nell'essere sempre sul pezzo, e abbiamo anche il signor Ernesto Rosapepe che invece gestisce un locale proprio qui vicino. Ebbene, una delle cose che sta facendo più discutere in queste ore è il fatto che è comparso un filmato in cui si vede un gruppo di 4-5 tossicodipendenti che stanno consumando e preparando e consumando la dose proprio accanto alle giostrine per bambini che ci sono alle nostre spalle, si trovano un pochino dietro a questo palazzo. Questa però è proprio la zona in cui avviene lo spaccio in maniera molto grossa. Lei diceva che sostanzialmente si sa tutto dove sono, dove nascondono le cose, chi arriva e chi non arriva. Sì, praticamente sì, perché sono visibili, non è che sono nascosti. E qua su via Piave c'è sempre transito, soprattutto gli spacciatori ci sono, non è semplice vederli mentre fanno il loro lavoro, diciamo, però sappiamo che il loro lavoro è quello, ecco, ossia beccarli nell'attimo di scambio non è proprio semplice, però le forze dell'ordine dovrebbero già averli individuati.
però c'è anche tanto passaggio di chi fa uso della droga e questi si vedono chiaramente perché sono sempre qua tutto il giorno. Ecco, tra l'altro questo è un quartiere molto vivace in cui tutti i cittadini si danno da fare. Per esempio lei, Ernesto, aveva messo anche delle giostrine per bambini per cercare di rendere quest'area più accogliente. Sì, comunque ritorniamo dal 7 aprile con le giostrine per i bambini e il bar per i bambini. Ecco. Era servito a qualcosa? Si era riusciti ad allontanare un po' queste brutte frequentazioni? Sì, assolutamente sì. Siamo stati molto fortunati. Tra l'altro c'è da dire, lo ricordiamo, che il 24 febbraio si svolgerà una manifestazione che percorrerà a partire dalle 18:30 questa via. È una manifestazione enorme alla quale hanno dato l'adesione almeno 60, se non erro, associazioni del territorio. Più o meno tutti ci saranno per chiedere ancora una volta che si cerchi di risollevare una situazione che è veramente grave. Ma perché di Via Piave si continua a parlare ma non cambia mai niente? Ma questo è un problema, perché in effetti Via Piave esiste, diciamo, il problema, penso saranno 20 anni che esiste questo problema, perché prima non c'era. Non so se è la volontà che le cose rimangano così o che cos'è, perché in effetti le cose non cambiano. Qui per qualche periodo succede qualcosa, si calma tutta la situazione, ma starà ferma una settimana, non di più, e poi si ricomincia tutta la storia come prima. Sempre traffici e gente che non va bene che ci siano. E gente anche che presumo si trasferisce da un'altra parte, perché qua è veramente difficile vivere, dopo una certa ora c'è paura a uscire di casa. Oggi però è una giornata particolare, davvero non è una giornata come le altre. Non so se adesso Sandro Ponchio può far vedere quello che sta capitando alle nostre spalle. Vedete che ci sono dei carri di carnevale ed è la prima volta che i carri di carnevale, ci hanno detto, passano a Mestre almeno dagli anni 50, da una settantina d'anni. Questo tipo di iniziative possono aiutare il quartiere? Senz'altro, sicuramente sì. Benvenga, comunque abbiamo una zona, sì, spaccio perché ci troviamo davanti alla stazione e ci sono lo spaccio in tutta Europa e sempre davanti alle stazioni soprattutto. E facendo delle feste, manifestazioni, almeno siamo un po' più sollevati, più contenti di vedere queste, anche per i bambini, anche movimenti più sano, più che attira la gente a venire fuori, ecco. Ecco, certo, poi c'è da dire che bisogna che ci siano degli interventi robusti da parte delle forze dell'ordine, perché passati i carri purtroppo diciamo che ritornano i vecchi problemi. Tra l'altro un ultimo, e dopo restituiamo la linea allo studio, si è verificato sabato notte un gruppo di tifosi della Triestina che rientravano da una trasferta a Padova, si sono fermati alla stazione per cambiare il treno e hanno ben pensato di incendiare una rissa con alcune persone che si trovavano qui. Voi avete detto che però da qua non vi siete accorti? No, in effetti io non ho sentito nulla, a parte che hanno detto che era verso le 10 di sera, però se c'è, per così dire, casino, noi qui lo sentiamo abitando qua, però non ho avuto questa percezione che ci sia stato questo movimento. Posso dire invece che in piazzale Bainsizza, proprio sabato notte, verso la mezzanotte, c'erano un centinaio di giovani ben vestiti, tutti giovani, ma belli veramente questi giovani. Faceva piacere vederli. In controtendenza, dice lei. Sì, erano tranquilli, bevevano perché avevano tutti i bicchieri in mano, avevano la musica sulle spalle, poi si sono incamminati verso l'ostello che è qui vicino, probabilmente c'era una festa. Però era veramente bello vederli, perché non hanno fatto il famoso casino, sì. Non c'erano brutte persone dentro. Ecco, quindi una cosa, diciamo, che apre uno spiraglio di speranza su questo quartiere che purtroppo è molto noto non solo a Mestre ma un po' in tutta Italia per un altro genere di problemi. Direttore, io ti restituisco la linea da Mestre. Grazie molte, grazie a Filippo Foissi e ai suoi ospiti, sulle iniziative lodevoli, quelle di fare attraversare Viale Piave, percorrere Viale Piave dai carri del Carnevale, altre iniziative che possono essere deterrenti contro la droga. Purtroppo non ci sono deterrenti che tengano contro gli agguati con l'acido, ce n'è stato uno a Sant'Elena a Padova, si sta cercando il responsabile, l'indiziato principale è l'ex fidanzato della donna che è stata sfigurata da questa sostanza. Intervistato
intervistato da Storie Italiane, il programma di Rai 1, in esclusiva quest'uomo ha detto: non sono io il responsabile, in quel momento ero da mia madre. Vediamo il servizio. Ai carabinieri che lo hanno interrogato ha detto di non sapere nulla, di non essere stato lui ad aggredire la sua l'ex compagno della 52enne aggredita con l'acido a Sant'Elena nel Padovano. Respinge tutte le accuse fornendo anche un alibi. Al momento dell'aggressione sarebbe stato in casa con la madre. Continuano le indagini dei carabinieri di Este sul grave episodio di cronaca avvenuto nel piccolo comune della Bassa Padovana giovedì in tarda serata. La donna stava passeggiando quando all'improvviso un uomo le ha gettato della sostanza corrosiva addosso e poi è fuggito. Le ferite riportate dalla 52enne, subito curata dai medici del 118, avvisati dai vicini che avevano sentito le sue urla, sono state ritenute guaribili in 60 giorni. Fortunatamente mani e viso erano coperti da sciarpe e guanti e le parti colpite sono state pochissime. Si parla di alcune abrasioni oculari. Ma intanto in paese c'è preoccupazione, come dice il sindaco. Questi episodi lasciano il segno per tutti, lasciano il segno non solamente per le persone in sé per sé, per tutta la comunità che in questo momento spero sia tutta attorno a questa persona. I carabinieri hanno disposto le analisi sulla sostanza usata per l'aggressione per capire di che tipo di acido si tratti. Sembra che i rapporti tra la donna e l'ex compagno si siano interrotti da almeno 5 anni e non siano mai stati buoni dopo la rottura. L'uomo però dice di essere estraneo anche ad un altro episodio di intimidazione sempre nei confronti della 52enne una ventina di giorni fa. Infatti la sua auto era stata bruciata. Aveva violentato a Padova una barista all'Arcella e credeva di averla fatta franca, però è finito dentro dei controlli antidroga della polizia ed è stato identificato e arrestato. Era fuggito da una comunità di recupero giovanile dove stava scontando il resto della sua pena per una violenza sessuale commessa a Padova nel gennaio del 2022. Un 18enne straniero, all'epoca dei fatti 17enne, aveva aggredito e molestato una barista 30enne bloccata contro un muro mentre camminava in zona San Carlo all'Arcella, baciandola e palpeggiandola. Il 18enne è stato rintracciato nel fine settimana a Padova dai poliziotti della squadra mobile impegnati in un servizio antidroga. Il giovane, pluripregiudicato per stupefacenti, era già stato condannato in secondo grado dalla Corte d'Appello per la violenza sessuale commessa a Padova l'anno scorso. Dopo un periodo nel carcere minorile di Treviso era stato trasferito in una comunità e da qui era fuggito tornando a spacciare a Padova. Il ragazzo è stato arrestato e trasferito all'Istituto Penale per minorenni di Bologna. E un'altra piaga di questi tempi è quello dei suicidi, è quella dei suicidi. Purtroppo tantissimi giovani e giovanissimi tentano di togliersi la vita, molto spesso ci riescono e se ne è parlato ieri sera a Treviso. Vediamo. I suicidi sono in continuo aumento e non è neanche più una questione di genere, non sono più i ragazzi rispetto alle ragazze. L'età si sta abbassando molto e con la pandemia lo abbiamo, i dati della salute mentale ci dicono che sono aumentati tantissimo i disagi e le malattie mentali, perché è di questo che parliamo, sono malattie. Malattie quindi da riconoscere per poter avviare un percorso di cura. Questa è la premessa dell'incontro organizzato al BHR di Quinto dall'associazione Il Filo di Simo, realtà dedicata al trevigiano Simone Scremin, morto a 27 anni esattamente 2 anni fa. Un dolore personale che il padre Ivan ha trasformato in una battaglia contro depressioni e solitudini. Il Filo di Simo mette a disposizione psicoterapeuti a tariffe agevolate e se necessario anche gratuitamente. Dall'inizio noi abbiamo iniziato nel settembre del 2021 a far clinica, abbiamo avuto 111 utenti ad oggi. Di questi 111 utenti c'è stato chi ha iniziato un percorso, chi l'ha terminato. Ad oggi comunque l'associazione, grazie al lavoro che fanno gli psicoterapeuti, ha in accoglienza 57-58 persone. Accanto a Papa Ivan, professionisti, amministratori locali e i tanti amici di Simone. Da un lato c'è il ricordo, dall'altro la consapevolezza di una nuova emergenza. Giocavamo a calcio assieme, eravamo molto amici, Simone era un ragazzo d'oro ed è la dimostrazione del fatto che a volte il disagio, il momento di buio non è percepibile facilmente, le famiglie non devono
colpevolizzarsi, e anzi proprio un grande merito del Filo di Simo, di questa associazione, è proprio quello di riuscire a far comprendere questo. Mai come ora dopo la pandemia sentiamo la necessità di fare rete anche fra di noi per trovare soluzioni in modo da poter aiutare questi ragazzi a superare questi brutti momenti. Sì, soprattutto parlare, bisogna non aver paura di parlare, soprattutto le persone che si sentono di essere in difficoltà devono trovare il coraggio di alzare la mano e dire venite da me, aiutateci, perché solo così si riesce. Vi dicevamo all'inizio dell'ultimo incidente in ordine di tempo accaduto a Vedelago. Questa volta è morta una 23enne studentessa. Il Corriere del Veneto parla di una ragazza romana, prima si era parlato di una ragazza torinese, era venuta in Veneto per il Carnevale. Ci colleghiamo in diretta con Christian Arboit da Vedelago. A te la linea, Christian. Sì, buongiorno direttore. Clara Amman aveva 23 anni, come hai detto te, era originaria di Roma, studiava all'Università di Torino e si trovava con amici qui in Veneto per il Carnevale di Venezia. Stava rientrando proprio da Venezia con i suoi amici quando appunto è successa l'ennesima tragedia sulle strade della Marca. Qui in particolare ci troviamo sulla Castellana, in via Circonvallazione Est, uno dei tratti più trafficati dell'intero territorio, una strada che conosciamo tutti. Siamo all'altezza del distributore Eni, vicino alla Febel, insomma un luogo molto frequentato. Cos'è successo? La dinamica, il condizionale ovviamente è d'obbligo perché i carabinieri stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. L'auto dove si trovava la giovane 23enne Clara Amman stava uscendo da questo distributore, una Nissan Micra di colore rosso. Erano in 4 a guidare quest'auto, una 26enne trevigiana. Con la ragazza c'era appunto Clara Amman e altri due amici, due giovani di Siracusa. Stavano quindi uscendo da questo distributore, si stavano immettendo nella viabilità principale, come sempre accade quando ci si ferma a fare benzina, quando un Nissan Qashqai, un SUV condotto da un 52enne del posto, di fatto li ha tamponati, un tamponamento molto violento. La Nissan Micra è finita nel fossato, lo vedete, quindi una carambola e da lì appunto è finita nel fossato. Poi ha travolto anche il cartello della SAC e lì ovviamente la ragazza è morta sul colpo, probabilmente già nell'istante del tamponamento, perché Clara Amman si trovava sui sedili posteriori. Questa la dinamica ovviamente sul posto. All'1:30 di notte i carabinieri di Vedelago, che fanno riferimento al comando di Castelfranco Veneto, il SUEM 118, i vigili del fuoco, la solita scena straziante. Qui con me ci sono Roberto Nicoletti, assessore alla sicurezza del comune di Vedelago, e la sindaca di Vedelago Cristina Andretta, che sono stati subito informati di quanto successo. Sindaco, come sempre non ci sono parole di fronte a tragedie come queste. No, in effetti è difficile dire qualcosa di sensato in questi momenti, perché sì, è una tragedia alla quale insomma possiamo solo fare le nostre più sincere condoglianze agli amici e ai familiari della ragazza che è mancata, perché insomma grandi parole in queste circostanze non ci sono, una tragica fatalità. Ecco, tra l'altro, sempre a livello di cronaca, come succede sempre in questi casi, sono stati somministrati gli alcol test sui guidatori, quindi sia sulla ragazza 26enne che era a bordo della Micra, sia sul 52enne del posto che si trovava sul Qashqai. Non ci sono ancora i risultati, forse nelle prossime ore ne sapremo di più, anche perché cosa succede in questi casi? Se i conducenti vengono portati al pronto soccorso, l'alcol test che viene somministrato dai sanitari ha bisogno di qualche ora per
per raggiungere l'esito, mentre se viene fatto sul posto con conducenti che hanno magari ferite lievi, che non hanno bisogno dei sanitari, l'esito si sa quasi sempre nell'immediatezza. Assessore Nicoletti, c'è sempre un senso di impotenza in questi casi, perché le amministrazioni fanno sempre abbastanza, fanno tanto. Abbiamo parlato tante volte anche di progetti sulla sicurezza stradale della provincia di Treviso, dei comuni, però i numeri sono sempre impietosi. Sì, diciamo che la nostra provincia questi ultimi periodi non sta vivendo dei bei momenti, perché succedono moltissimi incidenti sulle nostre strade. Quindi, come ha detto anche lei, c'è il tavolo sulla sicurezza, dove anche noi abbiamo partecipato, abbiamo sottoscritto questo progetto sicurezza. Noi questo progetto, insieme con la provincia e con altri enti, a marzo lo porteremo anche nelle scuole qui a Vedelago, nell'istituto comprensivo. Quindi vorremmo trasmettere ai ragazzi la cultura della sicurezza, perché abbiamo già visto, da quando è entrata in vigore la patente a punti, i ragazzi giovani, i 19enni, sono un po' più responsabili rispetto alle generazioni degli anni agli anni passati, che non c'era questa cultura della sicurezza sulla strada. Quindi speriamo che con la cultura e con i giovani si possano migliorare queste situazioni. Noi possiamo dire, come Vedelago, che abbiamo un territorio esteso, quindi ci capita spesso di avere degli incidenti perché abbiamo moltissime strade provinciali, moltissime strade regionali, quindi viviamo spesso queste drammatiche tragedie. Siamo, come ha detto lei, impotenti, cerchiamo di fare il massimo. Soprattutto magari di giorno mettiamo anche i nostri agenti sulle strade. Questa strada è una dove i nostri agenti sono spesso fuori perché sanno l'importanza. Qui siamo in un centro abitato, quindi ci sarebbe il limite 50 all'ora. Quindi noi ci siamo sulla strada, però di notte magari abbiamo delle difficoltà con il nostro personale. Questo è proprio il tema, lo vedete, lo ha inquadrato anche la nostra Nicoletta Rizzetto, c'è il limite di 50 all'ora, ci sono tanti cartelli disseminati lungo la strada regionale 53 dove si dice c'è il controllo elettronico della velocità, però appunto non è facile stare ovunque, qui torna in ballo sempre la considerazione dei comportamenti personali, degli atteggiamenti. Sì, come diceva bene il collega, insomma, la cultura della sicurezza è quello che noi possiamo tentare di trasmettere e continuare nelle nostre azioni di sensibilizzazione, però non è mai abbastanza, come non è mai abbastanza quello che noi facciamo, perché noi percepiamo le nostre persone, la nostra gente, i nostri cittadini continuamente e quotidianamente ci dicono che non va bene così e noi non è che non ce ne accorgiamo, una cosa alla volta cerchi di dare delle risposte, ma non è mai abbastanza e poi quando accadono queste cose ti senti disarmato. Ecco, direttore, grazie davvero sindaco, grazie assessore. Soltanto di fatto 30 ore fa sulla Pontebana a Villorba un altro incidente, un altro tamponamento, una dinamica molto simile, 4 ragazzi feriti, uno è ancora gravissimo all'ospedale Cafoncello. Ci lasciamo alle spalle un weekend drammatico, sabato mattina la morte di quel papà 38enne a Jesolo in via Cagamba che ha lasciato un bambino di 4 anni. Ieri sono stati sospesi i festeggiamenti per il carnevale in piazza Primo Maggio a Jesolo. Poi nel pomeriggio di sabato un 18enne morto a Verona Nord in una frazione del comune di Verona, si trovava in motocicletta e stava uscendo di casa. E poi questa è stata la settimana di tanti addii su tutti, quello della piccola Edward Bressaglia venerdì scorso, 4 anni, alla chiesa arciprietrale di Spresiano, anche lì una tragedia assurda e sempre in Pontebana tra l'altro, quindi capisci, è una situazione sempre molto difficile. Quella di oggi è la 9ª vittima sulle strade della Marca Trevigiana dall'inizio del 2023. Con Nicoletta Rizzetto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie Cristian, grazie anche alla sindaca Cristina Andretta, all'assessore. È una strage senza fine, purtroppo, alta velocità, distrazione, gente che guarda il cellulare e poi l'alcol e poi la droga. E a causa della droga è morto un vicentino nel parcheggio Cattaneo l'altro giorno. Vediamo le reazioni. Un corpo senza vita
accovacciato per terra una mattina fredda di febbraio sotto a un sole pallido. Sono le 8:30 a Vicenza quando qualcuno lo vede e lancia l'allarme. Il cadavere si trova accanto alla rete del cantiere del Parc Cattaneo. Sul posto arrivano i medici del SUEM 118 e la Polizia di Stato con gli esperti della scientifica e della polizia locale. Ma non c'è niente da fare, possono solo constatare che l'uomo è morto. Il parcheggio nel quartiere San Felice è conosciuto perché è un angolo di città in cui i tossicodipendenti che frequentano Campomarzo e la zona della stazione spesso si rifugiano per drogarsi. Io abito qui vicino e purtroppo è pieno di tossici e ogni giorno se ne vedono che si fermano proprio vicino a queste zone e la notte è così. Se non c'è sorveglianza, se non c'è modo di farli andare via, purtroppo lo so che se non fossero da una parte sarebbero da un'altra, però ce li abbiamo sotto casa. L'uomo senza vita viene velocemente identificato, è un 46enne vicentino. Il destino è beffardo, proprio oggi è il suo compleanno. Alle spalle avrebbe un passato segnato dalla tossicodipendenza e da piccoli reati. Adesso è lì a terra, solo come forse ha trascorso questi anni. Sarebbe morto per cause naturali. Noi abbiamo organizzato, grazie ai servizi sociali e alla collaborazione anche con la diocesi, tutta una serie di strutture che sono aperte per il ricovero di queste persone. Purtroppo ci sono delle persone irriducibili che non accettano l'aiuto da parte della nostra comunità e preferiscono vivere per strada e purtroppo legato al tema della droga anche il freddo in questo momento non è sicuramente di aiuto, quindi è un momento difficile rispetto a un argomento sul quale dobbiamo continuare le nostre azioni di contrasto in maniera efficace. Al servizio di Carlo Alberto Inghilleri, situazioni provocate spesso da difficoltà economiche, non soltanto legate così alla perdita del posto di lavoro, il disagio sociale che registriamo molto spesso nella cronaca. Pensate che un cittadino su 10 fa fatica a pagare le bollette e gli affitti. A Cessalto il comune è corso ai ripari con un bando dedicato innanzitutto agli anziani. Sentiamo il sindaco di Cessalto Crosato. Siamo in forte difficoltà e dobbiamo fare assolutamente mettere delle risorse. In questo caso abbiamo aperto un bando a livello comunale per aiutare gli anziani. Non una grande città, ma un comune piccolo come Cessalto ai confini con la provincia di Venezia. Qui, secondo i calcoli dell'amministrazione comunale, oltre il 10% della popolazione è passata negli ultimi mesi da una situazione di relativo benessere alla soglia di povertà. Si tratta principalmente di pensionati soli. A Cessalto ci sono 3.800 cittadini circa, di questi 400 in difficoltà. Di solito erano gli anziani che aiutavano i giovani, i figli, i nipoti a realizzare la propria vita. Basta che magari manchi uno dei due genitori e cominciano ad andare in estrema difficoltà perché comunque hanno l'abitazione di proprietà, il continuo aumento delle materie prime del riscaldamento e questo va a incidere poi sulla incapacità di alimentarsi, quindi di fare la spesa e quant'altro. Il comune è dunque intervenuto stanziando delle risorse per andare incontro alle spese quotidiane che per anziani e famiglie stanno diventando insormontabili. C'è un bando? Sì, c'è un bando aperto e è pubblicato sul sito del comune, rivolto ai cittadini di Cessalto per aiutarli a pagare dei buoni spesa, ma anche delle bollette scadute o affittanze non pagate. Servizio di Lina Paronetto e quanta gente aiuta la Mirelluccia con Sveglia Veneti. Prima del Focus TG ci passa la linea. Mirella da tantissimi anni aiuta centinaia, migliaia di famiglie, concretamente. In regia questa mattina Francesco Cerone e Italo Morao, un dream team praticamente. Andiamo in pubblicità e torniamo subito, state con noi. Domani, 21 febbraio, saranno 3 anni dall'inizio della pandemia, della tragedia del Covid. Stasera a Focus, dalle 21:15, avremo il presidente Luca Zaia che racconterà questi
3 anni, proprio visti da quella sala della protezione civile a Marghera, in cui siamo stati a intervistarlo per tanti mesi, e poi in studio uno scontro politico tra coloro che sono sostenitori della sanità del Veneto e coloro che invece continuano a criticarla e a ritenerla inadeguata. Ma andiamo a voi, Euganeo, a 3 anni dalla scoperta, dall'identificazione del paziente zero, dove abbiamo Guido Barbato in diretta. A te la linea, Guido. Sì, buongiorno, ben collegati da Vo, una località che è diventata famosa nell'anno 2020, conosciuta anche fuori dal Veneto per lo scoppio, l'inizio della pandemia. Oggi a Vo c'è stata una cerimonia molto particolare. Ne parliamo con il presidente nazionale della Croce Rossa italiana, Rosario Valastro, che ha voluto dare un riconoscimento agli appartenenti volontari che fanno parte dei 2 comitati di Padova e Padova Sud. In che cosa è consistito questo riconoscimento, Presidente? Grazie, buongiorno a tutti i telespettatori. È stato un mio dovere, ma anche un mio orgoglio, quello di dare il riconoscimento del tempo della gentilezza ai comitati di Padova e Padova Sud, i cui volontari hanno agito in queste zone sin dagli inizi della pandemia, consapevoli di quello che è del pericolo, ma allo stesso tempo consapevoli del loro ruolo di supporto alla comunità. E questo riconoscimento noi l'abbiamo denominato tempo della gentilezza proprio allora in contrapposizione a quello che si diceva, no? Quello di guardare un po' in cagnesco null'altro, quasi fossimo tutti untori. E noi allora dissimo: è bene avere la protezione, seguire le indicazioni della scienza, ma non possiamo stare lontani da chi è più vulnerabile, da chi ha più bisogno, dalle famiglie che hanno perso il lavoro, dalle persone vulnerabili che non possono uscire da casa e a cui nessuno porta la spesa. E allora abbiamo inaugurato questa azione durata mesi e mesi, denominata Tempo della Gentilezza, e su questa abbiamo immaginato poi questi riconoscimenti che oggi do simbolicamente proprio ai 2 comitati che erano qui presenti in queste zone che da tutta Italia abbiamo conosciuto tramite le immagini. Immagino anche lei, che report le arrivavano in Presidenza nazionale in quei giorni? Che racconti arrivavano, anche quelli che si possono dire ovviamente? Ma guardi, possiamo dire tutto, nel senso che quello che era all'inizio si sapeva ben poco. Le notizie sono arrivate su quella che era la mortalità del virus, sulle modalità di propagazione, sulle modalità di tutela, sono arrivate a poco. E quindi sul territorio c'era una grossa incertezza che era equilibrata soltanto da una grande certezza, quella di stare nelle sedi, di dare le disponibilità per stare nelle ambulanze e portare le persone in ospedale, o mettersi a disposizione per portare il cibo alle persone che avevano bisogno. Immagino che sia arrivata anche la fatica, in qualche maniera, di riflesso, la stanchezza dei volontari Croce Rossa. Moltissima fatica, ma è arrivata soprattutto alla fine del periodo emergenziale, perché fino a che c'è stato il momento del lockdown, della prima emergenza, nonostante la fatica parliamo di donne, di uomini, di ragazze che nel frattempo avevano famiglie, avevano le loro preoccupazioni, avevano il loro da fare, hanno comunque messo la loro vita a disposizione della Croce Rossa italiana e l'hanno fatto dimenticandosi anche la fatica che poi abbiamo sentito tutti alla fine. Certo, in mezzo c'è stato, lei ne ha parlato en passant, anche quel periodo di attacchi a chi lavora ancora o chi opera nel settore sociosanitario. Sì, noi avevamo già lanciato nel passato una campagna per la sensibilizzazione contro la violenza agli operatori sanitari, violenza che non è ammessa neanche nei teatri di guerra, quindi figuriamoci in tempo di pace, proprio perché attaccare un sanitario significa attaccare non solo la persona ma anche tutti coloro i quali potrebbe aiutare. E purtroppo c'è stato un momento in cui i sanitari sono passati da angeli eroi a persone da capo da attaccare. Ecco, su questo credo che fare memoria e sensibilizzazione non sia mai sufficiente.
Le faccio un'ultima domanda, poi le lascio a questa sua giornata molto impegnativa in Veneto e non solo. Senta, per quanto riguarda il terremoto in Turchia e Siria, la Croce Rossa italiana è già sul posto, è in attesa di convocazione, scusi il termine magari non è esatto, per partire? Possiamo fare una rapidissima fotografia per quanto riguarda la Croce Rossa italiana? La Croce Rossa italiana è stata pronta già 6 ore dopo il terremoto. Abbiamo pronti gli strumenti, abbiamo pronti i materiali, abbiamo pronto il personale per la partenza. Ma la Croce Rossa italiana agisce nel quadro di quelle che sono le disposizioni della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, a cui abbiamo dato l'ampia disponibilità. La Mezzaluna Rossa turca al momento è autonoma e comunque ha ricevuto dei fondi proprio dalla Federazione. La Mezzaluna Rossa siriana ha delle difficoltà, ma anche lei è aiutata dalla Federazione, quindi noi siamo a supporto dell'azione della Federazione e quindi indirettamente all'interno delle zone colpite. E come sempre pronti a partire? Assolutamente, noi siamo pronti con un preavviso di 6 ore. Bene, ringraziamo per la sua partecipazione il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro e restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Guido Barbato. C'è stato un incendio a Valdagno in una casa della parrocchia che ospitava una famiglia di profughi siriani. Valdagno, incendio ieri pomeriggio in una casa della parrocchia di San Quirico in via Don Enrico Tazzoli nei pressi della chiesa. Fortunatamente nessun ferito. I locali erano occupati da una famiglia siriana, ospiti della parrocchia, ma al momento del rogo nessuna persona era presente nell'appartamento. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Schio, che hanno domato le fiamme che da un materasso si erano estesi ad altri oggetti della casa e che avrebbero potuto estendersi al resto del fabbricato. I pompieri hanno però interdetto l'uso dell'abitazione, che è rimasta pesantemente danneggiata dal fumo che ha intriso tutti gli ambienti. Sarà necessario prima ripristinare gli impianti elettrici e le condizioni di igiene e salubrità. Sono in fase di accertamento le cause del rogo. 7 persone hanno rischiato di morire a Curtarolo. Sarebbe stato un incendio la causa di questa intossicazione da monossido. Vediamo. 7 persone sono rimaste leggermente intossicate dal monossido di carbonio, tragedia sfiorata nella notte tra sabato e domenica a Curtarolo in via Bembo nella frazione di Santa Maria di Non. 2 famiglie sono state portate in ospedale dopo essere state salvate dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco. In un primo momento si pensava ad un malfunzionamento della caldaia, invece il monossido è stato sprigionato da un incendio divampato nel sottotetto. I primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari del 118 accorsi per i malori, ma si sono subito accorti che si trattava di un'intossicazione da monossido. In via Bembo sono arrivati così i vigili del fuoco che hanno trovato l'incendio. 7 le persone ricoverate in ospedale, tra di loro anche un bambino. Registriamo spesso casi di inciviltà, abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, ma addirittura in questo caso viene lasciato sul territorio dell'Eternit. Sentiamo il sindaco di Pianezze, è furibondo. Via Monte, tra le colline di Pianezze, immersi nella natura. Eppure, guardate un po' cosa hanno abbandonato a lato della strada. 2 cumuli di amianto, probabilmente tolti da una copertura. Peccato che si tratti notoriamente di materiale dannoso che necessita apposito smaltimento. Contiene asbesto, quindi provoca un tumore ai polmoni non curabile e quindi sì, la pericolosità c'è, è proprio un gesto assolutamente vigliacco. Per fortuna ci sono ancora persone di buona volontà che hanno posto denuncia, quindi poi si sono mossi i vigili con le telecamere e quant'altro per capire chi è stato, vedremo le indagini come vanno fuori. Il rifiuto speciale abbandonato è stato notato da un passante che ha subito allertato i carabinieri e il sindaco, che ora si è attivato per contribuire a risalire all'autore del gesto. La cosa che fa arrabbiare e molto il primo cittadino è che sarà il comune, a sue spese, a dover smaltire tutto. Quanto costerà al comune lo smaltimento di questo rifiuto? Ma si può ipotizzare una cifra intorno ai 1.000-1.200 euro tra chiamata, incapsulamento, confezionamento, trasporto e smaltimento, circa 1.000 euro che il privato si è risparmiato, l'ha caricato alla collettività, soldi che potevano essere usati per aiutare qualche famiglia in più. Vabbè, per questo dobbiamo trovarli. Purtroppo l'abbandono di rifiuti non è un caso isolato. Gente che scende dall'altopiano e usa le colline come discariche, no? Ci sono dei ragazzi veramente bravi, volontari che le raccolgono,
ma ovviamente è deplorevole il fatto che abbiamo tutti i sistemi per lo smaltimento, tutti paghiamo i rifiuti, ci sono gli ecocentri e la gente ancora fa ste robe. Per me è incomprensibile. Tra l'altro è ben accatastato, ben sistemato questo amianto, quindi ci ha perso pure tempo la persona. Ci hanno perso, probabilmente erano più di uno, no? Perché ci hanno messo del tempo ad accatastarlo bene, così, ben sistemato. Spero di capire chi è stato, perché sono molto adirato. Servizio di Vanessa Banzato, andremo a Romano Dezzelino tra poco con Sharon Di Carlo perché ci si sta preparando all'ultimo addio ad Angelo Zen. È stata una catastrofe spaventosa in Turchia e in Siria, più di 45.000 morti, qualcosa di mai accaduto. Prima andiamo a Treviso perché ci sono tanti uomini e tante donne che hanno portato il loro aiuto dal Veneto, con Lucio Zanatto e con un vigile del fuoco. A te la linea, Lucio. Sì, buongiorno, mi trovo al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso e sono con l'ingegner Francesco Ciccirello, che è stato nel disastro. È saltato il servizio? È saltata la diretta? Vabbè, allora ci ricollegheremo tra pochissimo con Lucio Zanatto, parleremo ancora della catastrofe in Turchia, 48.000 morti. Intanto andiamo ancora a Pianezze, dove c'è stata una frana. Prima abbiamo parlato dell'abbandono di rifiuti, di amianto addirittura, da gente che usa il territorio come discarica. Vediamo sempre da Pianezze una frana. Vediamo. Stanno procedendo serrati i lavori di contenimento definitivo della frana di Via Sandri a Pianezze, che negli anni ha visto parte di terreno scendere a valle, con conseguenze molto serie soprattutto per la sicurezza dei passanti. Il Comune ha avviato una serie di interventi innovativi mirati proprio a chiudere il capitolo frana su quel versante. Di fatto questa è una frana lenta, quindi molto pericolosa, e dopo studi anche con l'Università di Verona, insomma, hanno ipotizzato questo sistema innovativo che ha praticamente dei pali ancorati nella roccia con del cemento che vengono praticamente fissati nella roccia, e questi cerchi di cemento armato che poi una volta sepolti non si vedranno più, ma la frana resiste, cioè la terra resta su, resta immobile. Certo è che la situazione era davvero preoccupante. Ma era preoccupante anche perché coinvolgeva anche l'acquedotto di Etra, che è proprio qui, e quindi il rischio era di avere problemi di approvvigionamento di acqua della comunità. I lavori dovrebbero terminare per fine marzo, costo dell'opera 300.000 euro, di cui 200.000 fondi da protezione civile per gli eventi del 2020, il resto da Etra e dal Consiglio di Bacino. Problema che dura da 15 anni e che sottolinea ancora una volta la criticità proprio dei terreni delle nostre colline. Assolutamente sì, diciamo che la siccità di questo periodo lungo ci ha aiutato in questo senso, perché sennò sarebbe già venuta giù, ma io credo che in questo modo, prevenendo il problema, si spendono molti meno soldi e ci sono meno guai o conseguenze anche catastrofiche per i cittadini. Quindi il proverbio prevenire è meglio che curare in questo caso è assolutamente azzeccato. Allora, parliamo di siccità e poi ci ricollegheremo con Lucio Zanatto da Treviso per il racconto di un vigile del fuoco che è stato in Turchia. A metà febbraio la situazione è già difficile, dal Piave alla laguna, dalla montagna al delta, dice l'assessore all'agricoltura Caner. Abbiamo chiesto misure straordinarie al governo e poi lancia anche una stoccata ai vicini del Trentino Alto Adige. Sentiamo Federico Caner, assessore regionale all'agricoltura. Sicuramente la situazione è preoccupante, purtroppo siamo tornati ai livelli dell'estate scorsa e quindi ovviamente c'è massima allerta sia da parte nostra per quanto riguarda il tema dei consorzi di bonifica, sia per quanto riguarda la gestione ambientale tramite il collega Bottacin, con il quale siamo sempre in contatto con l'autorità di gestione di bacino.
A metà febbraio la situazione può già dirsi emergenziale, anche se ormai si potrebbe parlare di una nuova normalità. I canali in secca a Venezia nei giorni del carnevale sono emblematici, ma è tutto il territorio ad avere sete praticamente in pieno inverno. La regione si sta muovendo su tutti i piani, da Roma a Trento, per quello che di fatto è un continuo braccio di ferro. Abbiamo chiesto al governo di intervenire con soluzioni anche importanti in termini di investimenti da un lato, ma ovvio che ci vorrà qualche anno per la creazione di bacini di laminazione, bacini di raccolta più che altro acqua e poi nell'immediato abbiamo chiesto tutte le deroghe necessarie per cercare di utilizzare l'acqua lì dove è stivata. Ovvio che abbiamo sempre il problema con i cugini trentini che in questo momento stanno riempendo le dighe e questo non va bene perché l'acqua è un bene prezioso per tutti e deve essere gestita in maniera collettiva. I dati sulla piovosità diffusi da ANBI parlano chiaro. Nel 2022 si sono registrati 387 mm di pioggia in meno rispetto alla media intorno ai 1040, una differenza in negativo del 40%, media che sembra confermata in questo primo scorcio di 2023. La prima preoccupazione va al settore primario. Io l'ho già chiesto al Ministro Lollobrigida, al Ministro dell'Agricoltura, perché è ovvio che noi siamo preoccupati per questo settore, ma il tema della mancanza dell'acqua non investe soltanto l'agricoltura, ma insomma il vivere civile, insomma anche l'uso umano. Quindi abbiamo chiesto misure straordinarie e ora vedremo quali saranno le risposte. Allora adesso torniamo a Treviso dove c'è la diretta di Lucio Zanatto. A te la linea, Lucio. Sì, buongiorno, mi trovo al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso e sono con l'ingegner Francesco Cicirello, che è stato nel disastro, è stato nell'inferno del terremoto in Turchia. Intanto qual è stato il suo ruolo e soprattutto qual è stato il ruolo del Veneto all'interno di questo disastro internazionale? Sì, noi siamo partiti come unità del Veneto in Veneto e Friuli Venezia Giulia con 15 componenti. E il giorno 12 febbraio appunto abbiamo avvicendato il team italiano che era già presente sul posto. Delle 15 unità io sono stato dirottato al centro di coordinamento delle squadre internazionali che appunto sono giunte sul posto per dare soccorso alla Turchia, mentre i miei 14 colleghi hanno effettuato a tutti gli effetti le attività di ricerca e soccorso in maceria, alternandosi con altri colleghi del Lazio con turnazioni continue di 8 ore. Ecco, perché il Veneto è un'eccellenza anche in termini di soccorso? Noi come Veneto siamo un'eccellenza in termini di attività di soccorso, in particolare di soccorso in maceria, in quanto nel 2018 insieme ad altre regioni italiane quali la Lombardia, Toscana e Lazio abbiamo effettuato la cosiddetta certificazione INSARAG che ha consentito all'Italia di essere appunto classificati INSARAG a livello internazionale, che è appunto un attestato di qualifica e che garantisce degli alti standard di capacità di operare in ambiti internazionali in contesti quali catastrofi date a terremoti, alluvioni o comunque ricerca in maceria. Lei è un professionista, però che cosa ha provato quando è sceso e ha trovato quel disastro tutto intorno a sé? Umanamente parlando è molto di impatto. Io è la prima esperienza internazionale che facevo e anche la prima esperienza in una calamità di questo genere e tipo. E tutte le volte che mi avevano descritto i colleghi le calamità, talvolta si parlava di crolli localizzati, il terremoto di Amatrice, il terremoto dell'Aquila, sì, ok, tanti crolli, però limitati. Lì era una diffusione, era come se fosse caduta una bomba in certi quartieri. La perdita di punti fissi, quali può essere una mappa, no? La mappa oggi noi la utilizziamo per muoverci, per noi una strada è una strada. Quando tu arrivi lì e la strada non c'è più perché c'è una palazzina di 10 piani riversa su di essa, capisci che ti mancano anche i punti di riferimento e questo sicuramente è di impatto. Lato umano è questo la cosa che mi ha toccato parecchio, per non parlare ovviamente della quantità di sfollati di centri di accoglienza che erano già stati previsti e stabiliti, veramente in numeri molto 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 alti. Lei ha fatto da coordinatore. Cosa ha significato coordinare tutti questi soccorsi che arrivano da tutto il mondo?
Sì, detto bene, da tutto il mondo. Dall'ultimo report dell'Organizzazione delle Nazioni Unite hanno prestato soccorso 250 squadre provenienti da qualunque nazione. Io ho partecipato e ho contribuito al coordinamento di una parte di queste squadre fino ad arrivare a un numero massimo di 25 unità, di 25 team internazionali che venivano appunto da qualunque continente. Abbiamo collaborato col Senegal, con l'Oman, con l'Australia, con Cina. È molto gratificante e allo stesso tempo chiaramente hai una grossa responsabilità, perché in quel centro di coordinamento decidevamo le priorità degli edifici dove operare, quindi hai chiaramente anche un dovere morale di agire in maniera del tutto imparziale, non puoi preferire qualcuno a un altro, chiaramente è quello il principio con cui si opera in questi contesti. È stato tosto all'inizio perché i team erano tanti, ma gratificante alla fine quando ti rendi conto che comunque hai dato un coordinamento e una mano veramente a gestire questa grande mole di aiuti che senza un coordinamento adeguato rischia di duplicare le azioni senza poi effettivamente portare un risultato efficace. Ecco, in termini di risultati, quante vite salvate e purtroppo quante salme recuperate? Allora, a livello internazionale la comunità, tutti i team che hanno operato hanno estricato 250 persone in vita, quindi ci sentiamo orgogliosi di questo e parlo a livello di comunità internazionale. A livello di Team Italia, nei 14 giorni in cui abbiamo operato e nella palazzina in particolare più grossa in cui abbiamo operato, una palazzina di 7 piani fuori terra, quindi parliamo di circa 20 metri, abbiamo estratto 26 corpi, 2 in vita, 2 ragazzi di 23 e 26 anni in condizioni buone, tra virgolette, visto il panorama in cui ci si trovava, e ahimè 24 corpi senza vita, di cui 8 bambini tra i 4 e i 9 anni e anche un neonato di 2 mesi. Qual è l'immagine che si porterà nel cuore di questa esperienza? L'immagine negativa è la devastazione ed è, diciamo, l'impotenza dell'uomo di fronte a madre natura. Noi pensiamo di avere tutto sotto controllo, ma quando madre natura decide di staccare l'interruttore non abbiamo veramente modo di contrastarlo, e questo mi ha fatto veramente effetto, perché edifici così alti, così imponenti, che vengono giù come se fosse veramente, come se gli avessero tolto veramente i pilastri alla base, fa tanto effetto. L'immagine più bella che mi porto dietro e che mi ha anche emozionato in quel momento è stato l'applauso che ci ha riservato in maniera del tutto improvvisata, se così possiamo dire, la popolazione turca all'aeroporto di Hatay. Poco prima di andare via, quando abbiamo passato i controlli di sicurezza e ci stavamo dirigendo agli imbarchi, è partito questo applauso spontaneo che notavi che non c'era un coordinamento, no? E quello ci ha fatto venire la pelle d'oca, cioè lì è valso proprio tutto. Senta, ma tra tutti questi team di soccorso c'erano anche i team russi e ucraini? Sì, c'erano anche squadre di ricerca e soccorso in maceria provenienti sia dall'Ucraina che dalla Russia. Possiamo dire che di fronte ai disastri, di fronte alla morte e alla distruzione, le guerre vengono in secondo piano allora? Decisamente sì, decisamente sì. Grazie, linea allo studio. Grazie molte a Lucio Zanatto e al suo ospite. Andiamo subito a Romano Dezzelino, dove sempre in diretta c'è Sharon Di Carlo, perché Romano Dezzelino si appresta a dare l'addio ad Angelo Zen, che è morto nel terremoto della Turchia. Sharon Di Carlo dal cimitero di San Giacomo, a te la linea. Buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Parlo sottovoce perché siamo a Romano Dezzelino, proprio davanti all'ingresso del cimitero di San Giacomo, dove è stata portata la salma di Angelo Zen. Ve l'abbiamo raccontato sabato nel tardo pomeriggio, atterrata dalla Turchia all'aeroporto Marco Polo di Venezia, la salma di Zen è poi stata scortata qui al cimitero di San Giacomo. Sulla data dei funerali ancora non c'è alcuna certezza, probabilmente verrà decisa questa mattina e ci racconta tutto il sindaco di Romano Dezzelino, Simone Bontorin. Sentite. Nella giornata odierna la famiglia assieme al parroco deciderà per la data delle esequie, in modo da organizzare per tempo tutto quello che sarà necessario. Come amministrazione comunale ci adopereremo per
garantire quella che è una delle volontà della famiglia, e cioè il fatto che il funerale sia momento anche di compostezza, di raccoglimento per loro, per evitare un eccessivo peso mediatico anche a chi in questo momento ha sofferto veramente tanto, e di conseguenza tutto quello che sarà nelle facoltà dell'amministrazione verrà posto in essere. Lo avete sentito dal sindaco Bontorin, è proprio tranquillità quella che cerca oggi la famiglia di Zen, famiglia che si divide tra Romano di Ezzelino, dove vive la mamma Luigia, il fratello, il figlio, l'ex moglie, e Martellaco, in provincia di Venezia. Se ci sono novità sulla data di funerali vi aggiorno, intanto vi restituisco la linea. Grazie a Sharon Di Carlo. Andiamo in pubblicità un minuto e torniamo subito con voi. Focus TG in diretta, tra poco. In furia ancora la polemica sul super bonus e sulle decisioni del governo. Giorgia Meloni è stata durissima, ha detto abbiamo dovuto intervenire perché ogni italiano ha pagato 2.000 euro, una cifra colossale che equivale a più di una manovra finanziaria. Sentiamo cosa ha detto la Presidente del Consiglio. C'è un problema, che quando lo Stato fa una cosa non è mai gratuita. Perché i soldi che spende sono soldi dei contribuenti e quindi quando spende dei soldi da una parte li mette e dall'altra li toglie. Sapete quanto è costata per ogni singolo italiano? Circa 2.000 euro. Nei suoi appunti social Giorgia Meloni quantifica così il costo pro capite del superbonus dopo giorni di polemiche infuocate con le associazioni di imprenditori, da ANCE agli artigiani. Lo stop alla cessione del credito preannunciato da Palazzo Chigi rischia di azzoppare migliaia di aziende, decine nella sola marca trevigiana. A chiedere una soluzione di buonsenso lo stesso Giorgio Granello, coordinatore elettorale di Forza Italia Treviso, presidente di Confassociazioni e conoscitore del mondo dei condomini. Il capoluogo è tra le città in Italia che ne ha il maggior numero. Una carenza tragica di liquidità che porta veramente ad avere tantissimi condomini, per esempio, senza finestre, con impalcature montate da magari un anno e che si vedono impossibilitati a procedere. A chi è stato permesso di iniziare la procedura va permesso di concluderla, perché altrimenti chi ci rimette è il cittadino normale. Tema incandescente che entra di diritto quindi nella campagna elettorale per Casugana. Andrea Penzuaiello, barista in centro e tra i papabili della lista civica di Nicolò Rocco, riporta i timori di un settore che vuole uscire dall'incertezza. E ormai da mesi l'unica discussione che fanno davanti al caffè è capire da dove possono recuperare la liquidità dei crediti ceduti e come fare a portare avanti appunto i lavori nei condomini e nelle case. Anche con lo spauracchio di andare lunghi poi nei lavori. Invoca una soluzione per i cantieri in essere Aiello, e così fa anche Michela Nieri del PD, che però va all'origine del provvedimento. Con il bonus 110 si è visto veramente palazzi da milioni di euro che vengono ristrutturati in continuazione anche a Treviso, è tutto un cantiere. Ecco, io avrei fatto certo un bonus, per me l'idea era una buona idea, fatto però secondo il reddito. Intanto nei corridoi romani si apre l'ennesima settimana calda. Convocheremo tutte le associazioni di categoria, quindi le aziende coinvolte, per capire che cosa altro possiamo fare per aiutarle, per dare loro una mano, per salvare queste aziende, per salvare questi lavoratori e per rimettere questa misura in un binario sensato. E questa era la Presidente Giorgia Meloni, durissima la presa di posizione anche da parte di Confartigianato Treviso. Sentiamo. La provincia di Treviso è stato il primo ente locale in Italia a divenire concessionario di credito d'imposta per il superbonus e oggi, dopo lo stop deciso dal governo con il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri, conferma la bontà di quel provvedimento e sottolinea che sarebbe disposta a rifarlo. Il direttore generale Carlo Rapicavoli definisce quell'operazione del valore di 14,5 milioni perfettamente lecita, vantaggiosa sia per l'ente che per il sistema. I segnali di una misura in arrivo per limitare il meccanismo della cessione del credito si
stavano facendo ricorrenti, ricorda tuttavia il direttore generale, e quindi abbiamo scelto di non procedere ad altre iniziative in questo senso. Ora valuteremo il testo del decreto, conclude Rappicavoli, e soprattutto quello della sua conversione in legge. Ricordiamo che la provincia di Treviso ha già fatto lei l'acquisizione dei crediti fiscali, e quindi sostanzialmente è stata un'apertura incredibile da parte degli enti locali, quindi su questo non possiamo fermare questo volano, altrimenti, che è appena partito, altrimenti veramente ci si ferma tutti. Proprio quando gli enti pubblici locali hanno intuito di poter essere parte attiva dello smobilizzo dei crediti del superbonus 110%, arriva con la pesantezza di un macigno l'ennesimo orientamento governativo che ottiene l'immediato effetto di bloccare ogni possibile evoluzione positiva. Continua il numero 1 della Confartigianato trevigiana. Manca liquidità, le aziende si stanno fermando, facendo un'attività comunque che era lecita, che era quello che comunque il governo ci aveva indicato di fare. Quindi dopo 1 anno e mezzo, 2 anni, trovarci in queste condizioni, secondo me, è qualcosa che non è, passatemi il termine, leale nei confronti di molte imprese artigiane che hanno rischiato tutto, che stanno rischiando tutto. I 6 miliardi investiti fino ad oggi in Veneto con il 110%, prosegue Bernardi, hanno attivato un valore della produzione totale di oltre 12 miliardi di euro e secondo alcune stime potrebbe esserci 1,4 miliardi incagliati in pancia a migliaia di imprese. Questa misura, conclude il Presidente, metterà in difficoltà anche quelle imprese che godono di buona salute. Oggi vanno in crisi anche quelle imprese che andavano e vanno sicuramente bene. Eccoci di nuovo qui per l'approfondimento. Saluto e ringrazio gli ospiti di questa mattina, come sempre in diretta con Focus TG. A quest'ora abbiamo una parte dedicata ai commenti. Saluto e ringrazio Simonetta Rubinato. Grazie direttore, buongiorno a lei e ai suoi telespettatori. Grazie molte onorevole, e abbiamo collegato lo psicologo, lo psicoterapeuta Mirko Casteller. Buongiorno dottore. Buongiorno direttore, grazie. Grazie molte per essere con noi. Abbiamo pensato di dedicare questa parte di Focus TG a una polemica in corso sull'adozione dei bambini da coppie omosessuali. C'è chi è d'accordo, c'è chi non è d'accordo, c'è la posizione del ministro Roccella che ha detto: per me è giusto che i bambini abbiano un padre ed una madre, non dei genitori dello stesso sesso. C'è una presa di posizione dell'ordine degli psicologi del Veneto. Insomma, ne parliamo con i nostri ospiti. Allora, Simonetta Rubinato, intanto la sua opinione su questo, sul fatto, molti dicono, piuttosto che lasciare i bambini in orfanotrofio, tanto vale che possano essere adottati anche da coppie gay, da coppie omosessuali. Il tema è complesso e ha tante sfaccettature. Allora, stiamo discutendo di adozione di bambini già nati e che, non avendo i loro genitori naturali, hanno bisogno di trovare un ambiente, una famiglia che li possa accudire. Possiamo anche parlarne, nel senso che si tratta di trovare un ambiente familiare che sia in grado di dare loro l'amore e il supporto di cui hanno bisogno. Tutt'altra questione, secondo me, è invece, diciamo così, il diritto desiderio di chi non ha un figlio o non può averlo in modo, diciamo così, tra virgolette, naturale, biologico, il diritto di avere a tutti i costi un figlio e quindi di precostituire un bambino che non è che è già nato e che ha bisogno di trovare un ambiente familiare, ma al quale sostanzialmente si impedisce di avere quell'identità di cui tutti noi abbiamo bisogno, e cioè sapere di chi sei figlio, qual è tuo padre e chi è tua madre. Nessun problema nel caso, per esempio, facciamo qualche esempio concreto, se c'è un uomo che con una moglie, con una compagna ha avuto un figlio e poi scopre di essere gay e lascia quella donna e mette in piedi una relazione con un'altra persona maschile. Nessuna discriminazione nei loro confronti, però quel bambino ha un padre e una madre. Se poi un domani andrà a vivere con il padre, con il suo compagno, perché magari è mancata la madre, è una situazione tutta affatto diversa, perché lì un genitore c'è e la risposta al figlio, chi è mia madre, c'è una risposta, chi è mio padre, c'è una risposta.
Tutt'altro è il caso di chi, secondo me, ma lo dico senza voler avere la verità, qui stiamo parlando di temi delicatissimi che riguardano le persone, in particolare i minori. Tutt'altra cosa è imbarcarsi in un'avventura che è quasi, vorrei dire, uso la parola dello psichiatra Crepè, aberrante, che è quella di dire: poiché io desidero essere a tutti i costi padre e faccio parte, legittimamente una relazione omosessuale, anche un'unione civile, dire io devo averlo a tutti i costi, ricorrendo per esempio alla pratica della maternità surrogata, che se la possono permettere quelli che hanno i soldi, quelli che possono andare in un altro paese e che in questo modo precostituiscono la nascita di un bambino, che è sempre un dono la nascita di un bambino, direttore, specie di questi tempi, ma precostituiscono un bambino che nel migliore dei casi viene staccato dalla madre una volta partorito e che non avrà la risposta a chi è mia madre e forse a volte neppure la risposta a chi è mio padre. Un'altra cosa è la comunità familiare in cui può crescere un bambino, che può anche essere fatta di sole donne, di soli uomini, ma il tema è il diritto del bambino, o meglio, il bambino è oggetto dei diritti di adulti o è una persona con diritti che vanno tutelati per primi? Io su questo non ho le certezze di tutti coloro che dicono che non ci sono problemi. Certo che una coppia gay può crescere un bambino, perché no? Quello che io dico è che è diverso crescere un bambino orfano, di cui mi prendo cura, e un'altra cosa è precostituire un bambino che non saprà mai di chi è figlio, chi è sua madre e che viene staccato dalla madre dopo 9 mesi di gestazione. Io su questo ho serie difficoltà a dire che questo è progresso. Dottor Castellere, lei si è dissociato dalla posizione dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, che hanno contestato, diciamo, la scelta della ministra Roccella. Quali sono i termini della questione? I termini partono, sì, la ringrazio direttore dell'invito, anche della possibilità di esprimere un'opinione. Nutro forti dubbi che quella sia la posizione dell'Ordine, probabilmente è una posizione soggettiva del Presidente dell'Ordine, sapendo che c'è una discussione significativa all'interno del Consiglio stesso. Però questi sono aspetti relazionali, interni alla gestione della rappresentanza. Vado sul piano clinico. La mia esperienza clinica insegna costantemente, quindi ne vedo una decina al giorno di persone e di coppie, che deve esserci la presenza del padre e della madre, perché ci sia un soggetto equilibrato nello sviluppo. Attenzione, non ho detto che deve esserci la presenza del maschio e della femmina. Deve esserci la presenza di una rappresentanza di carattere cognitivo-ideologico in cui ci sia chiaramente la figura paterna e la figura materna. Questo è un elemento importantissimo per la costruzione di una personalità equilibrata. Noi abbiamo dati importanti su questo, uno tra i quali, sempre in pratica clinica, vediamo differenze significative su figli dei separati come sui figli delle coppie normali non separati, come possiamo vedere differenze significative anche in crescita e apprendimento all'interno di figli che vivono in una coppia omosessuale. Il tema è la generalizzazione. Mi dissocio per quale motivo, direttore? Perché non si può avere una proiezione ideologica attraverso la strumentalizzazione del pregiudizio. Questo è l'elemento discriminante. Ogni caso, ogni famiglia, ogni situazione clinica va gestita singolarmente, non si può assolutamente generalizzare. Perché? Perché c'è un problema di contesto, perché c'è un problema di antropologia, perché c'è un problema di cultura. Ci possono essere devianze sui figli, sulle famiglie definite metaforicamente del mulino bianco, comunemente del mulino bianco, come possono avvenire nelle famiglie di separati, come può avvenire nelle famiglie di omosessuali. Adottare un bambino, ecco, io su questo mi trovo perfettamente d'accordo con chi è intervenuto, la senatrice Simonetta Rubinato, che ricordo nelle sue battaglie anche a livello nazionale in ben altri tempi storici. Quello che è chiaro è che se l'adozione è una forma di assistenzialismo e di aiuto, non si nega a nessun essere umano l'aiuto. Però c'è un tema di principio, di diritti, che dobbiamo capire se devono essere dell'adulto, se devono essere del bambino o se devono essere complementari. Quello che è certo è che nessuno può generalizzare, nemmeno attraverso una veste ideologica o proiettiva della scienza, quella che è un aspetto che è fortemente soggettivo.
Va valutata la coppia, va valutato le relazioni all'interno della coppia, va valutato soprattutto la caratteristica di quello che si innesca come meccanismo di accudimento da parte delle persone. Deve esistere, per una crescita equilibrata dell'essere umano, la figura paterna e materna, altrimenti si è disequilibrati. Ripeto, figura paterna e materna. Mi pare quindi siate completamente d'accordo. Si parla molto di adozioni di coppie omosessuali anche nel mondo, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Si è parlato molto delle adozioni di 2 bambini da parte di Tiziano Ferro, che è andato a nozze con un suo compagno. Vediamo. Tiziano Ferro è diventato padre. Il cantante a 41 anni ha avuto 2 figli. Lo ha annunciato via social pubblicando una foto in cui appare con i piccoli e con il marito americano Victor Allen. I 2 sono sposati dal 2019. Nell'immagine molto tenera l'artista originario di Latina appare al 7° cielo mentre tiene in braccio il maschietto e la femminuccia, di cui ha svelato anche i nomi, Andres e Margherita. Vicino allo scatto ha scritto su Instagram: "Sono diventato papà e voglio presentarvi queste 2 meraviglie di 9 e 4 mesi, Margherita e Andres. La vostra vita è appena iniziata, ma anche la nostra." Ha aggiunto: "Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo." E questo era un servizio tratto dalla rete. Simonetta Rubinato, ovviamente c'è chi dice sì, però noi omosessuali siamo discriminati perché se si riesce ad andare all'estero si ottengono dei risultati e tutto è più facile. In paesi come il nostro invece è negata la possibilità di avere appunto una paternità, una maternità, perché a volte si tratta anche di coppie di donne che si uniscono in matrimonio. Sono tanti i profili che vengono in evidenza. Allora, l'ingegneria genetica oggi permette cose incredibili che fino a 25 anni fa non erano possibili. Ma la domanda è: tutto quello che è consentito dalla tecnica, dalla tecnologia, dall'ingegneria genetica, risponde a fini che sono umani, a valori che sono umani? Se una persona, se una donna in menopausa avanzata di 60 anni decide che è suo desiderio avere un figlio, deve averlo a tutti i costi, oppure dobbiamo anche fare i conti con con i limiti della nostra natura umana? Quindi parlo di una donna, non sto parlando di una coppia gay. Una donna può avere un figlio, in astratto generalmente, però da una certa età in poi non lo può più avere in modo naturale. Quindi il tema, secondo me, a parte che dentro a questo tema poi della finalità delle azioni umane consentite dalla tecnologia, perché ci dobbiamo interrogare su questo, non è solo una questione di medicina o di esperti che ci dicono cosa è possibile fare. A parte questo c'è anche un altro tema. Trovare una donna che comunque deve, non mi pare che sia stato inventato ancora il meccanismo per cui una persona cresce in un utero artificiale, ma qui stiamo parlando di persone che si rivolgono a volte a persone che lo fanno con spirito, dicono, di libertà, di liberalità, il più delle volte essendo pagate e il più delle volte essendo anche donne di paesi in via di sviluppo, che vengono sfruttate da questo punto di vista, generando figli per le coppie gay magari ricche o anche non gay, anche eterosessuali. Questo non è un tema che ha a che fare solo col fatto di essere omosessuale o eterosessuale, ha lo stesso valore da questo punto di vista. E quindi è un tema di sfruttamento ed è anche un tema di eugenetica, perché il cosiddetto genitore che ha il desiderio di avere un figlio, a chi si rivolge come donatore del seme piuttosto che dell'utero? A chi si rivolge? Sceglie la razza, sceglie, insomma, è eugenetica e sappiamo dove può andare anche l'eugenetica. Quindi dietro l'immagine anche molto bella, perché c'è anche l'amore, è evidente in tutto ciò, di bambini con degli adulti che li amano e che li hanno desiderati e potuti avere anche pagando, ecco, dietro a questo in realtà c'è una mistificazione, secondo me.
della realtà e dei valori fondamentali. Quindi ci sono dei bambini che sono in condizione di essere adottati. Mi pare che l'anno scorso in Italia siano stati adottati in tutto poco più di 700 bambini. Ce ne sono di bambini che hanno bisogno di amore, di affetto, di cure. Perché non viene gestito questo desiderio di paternità e di maternità con la generosità di prendersi cura dei bambini che ci sono e che non hanno i genitori che possono prendersi cura di loro? E poi usciamo anche l'ultimo spunto, perché questo meriterebbe una conversazione ben più lunga, però mi pare che anche l'interlocutore insomma l'abbia impostata veramente bene e lo ringrazio, perché con l'esperienza anche l'esperienza clinica che ha dà anche a me spunti interessanti di riflessione, visto che non sono un'esperta in questa materia. Ma anche il termine genitore, come dire, perché non troviamo anche dei termini diversi nella relazione tra un bambino e chi lo cresce? Perché essere genitore è chi genera nel nostro ordinamento civile, poi madre è la donna che partorisce ancora, quindi l'adozione o troviamo delle modalità diverse, interveniamo sull'adozione, mettiamo dei termini che siano effettivi di una relazione di presa di cura e d'amore. Mi viene in mente il padrini e le madrine, no? Ci hanno ragionato su questo in Francia, nella legislazione francese, ma chiamare padre, madre, genitore A o genitore B, chi non ha generato, ecco, lo trovo anche, come dire, destabilizzante nella crescita del bambino, che sicuramente crescendo in un ambiente di persone che lo amano a prescindere, con loro instaura una relazione fondamentale per lui. Però è anche giusto, secondo me, tenere un profilo di correttezza nei termini, nella terminologia. Insomma, il diritto può inventarsi altre strade e è molto più amore, è molto più generosità prendersi cura dei bambini. Vediamo le tragedie che ci sono in questo momento in giro per il mondo, aiutiamo le adozioni, lavoriamo su quel versante, piuttosto che sul rendere questo supermercato, vogliamo renderlo accessibile a tutti. Cioè ci sono cliniche in India, ma basta entrare in internet, direttore, digiti maternità surrogata e ti mettono a disposizione tutto quello che vuoi. A me pare aberrante. Allora, vediamo un altro personaggio della televisione, in questo caso Paolo Bonolis, che a Tiziana Pannella ha detto preferisco che i bambini vengano adottati anche dagli omosessuali piuttosto che lasciarli negli orfanotrofi. Vediamo. Alla politica si dicono sempre gli stessi luoghi comuni alla fine della fiera, siamo un paese clientelare, siamo un paese strutturato a stato sociale dove c'è un grande dragaggio fiscale e una pessima redistribuzione del medesimo. Il governo italiano, come molti governi nel mondo, è governato da altri 3 governi, noi nello specifico dalla finanza internazionale, dalle multinazionali, dagli Stati Uniti e dal Vaticano, quindi contiamo ben poco. No, però non sia così ottimista, veramente. Però non sia così ottimista, ogni tanto dica anche delle cose cupe. Però questo è quanto, insomma, te la puoi girare come te pare. Unioni civili, come la pensa lei? Ah, sicuramente. Questa legge? Dunque, la legge credo si stia cavalcando in una maniera molto partigiana, ognuno si racconta frammenti della legge per trovare appigli per la propria navigazione politica. Io credo che i diritti civili debbano essere per tutti i medesimi, che... No, scusa, lasciamolo andare. Anche quando me lo hanno chiesto ho detto non ci ho mai pensato, come non ho mai pensato se fosse giusto o sbagliato che ci debbano essere due molecole d'ossigeno nell'acqua, cioè non ci penso, è una cosa naturale, appartiene all'arcobaleno della vita, che ne dice? Wow. Quanto ai figli, credo che i figli se possono vivere in una famiglia fatta da padre e madre, che siano 2 donne o 2 uomini o un uomo e una donna, cambi poco, sempre meglio che con 7 suore, insomma, secondo me. Dottor Ceresera, ha sentito, sempre meglio che con 7 suore, è un'opinione questa piuttosto diffusa, no? Al di là del versante LGBT. Sì, è quella anche lì che fa riflettere, cioè piuttosto che rimangano soli anche gli omosessuali. Ecco, io avrei una riflessione un po' diversa, mi spiego, io sono nel Consiglio della Società Italiana Riproduzione Umana, quindi gli aspetti di carattere tecnicistico applicato alla riproduzione umana li frequento anche e soprattutto sul piano psicologico. Sì. Uno dei temi forti che oggi vanno è il figli e tempo.
cioè l'età anagrafica e l'età percepita. Per quale motivo? Semplicemente perché a me continuano a venire in studio donne di 49-50 anni che pongono questa domanda: com'è possibile che io, pur presentandomi così bene in termini estetici, non riesco a concepire figli? Ecco, bisognerebbe avere una condizione minima di equilibrio, non solo tra uomo e donna, ma l'uomo e la donna verso se stesso, nel senso che esiste un ciclo, noi non abbiamo una vita lineare come può essere l'orologio nella valutazione del tempo. Noi abbiamo una vita ciclica, esiste la vecchiaia, esiste la giovinezza, esiste la possibilità del concepimento della vita. Ecco, questi sono dei limiti umani, sì, siamo umani, abbiamo dei limiti. Perciò il tema oggi non dovrebbe, a mio avviso, essere sul tema pregiudizio discriminante uomo, donna, omosessualità, ma ad esempio su temi molto più importanti, quali che oggi le coppie di giovani stanno assieme a intervalli contemporali limitatissimi, non riescono a pianificare un minimo il proprio futuro, hanno sempre più la tendenza a concentrarsi sul lavoro e sulla crescita personale, professionale, lasciando poi ad eventi della vita ipotetici verso i 50 anni l'ipotesi di procreare, di dare vita a dei figli. Ovviamente io mi rendo conto che all'altare della tendenza, quella che è un po' più diffusa, della maniacale, dello spritz, noi possiamo rinviare tutto, ma non è così. La vita è un'altra cosa, la vita purtroppo prevede responsabilità, prevede la presenza, ribadisco, della figura materna e della figura paterna. Non importa se quella figura paterna o materna è un corpo maschile o un corpo femminile, dipende da ogni singolo caso specifico. La mente umana, la personalità umana è fatta per un 60%, lo dice l'amico Galimberti, di gene prevalente e un 40% di gene non prevalente. Quindi noi siamo maschi perché abbiamo il 60% di maschilità e il 40% di femminilità. La donna è donna perché ha il 60% di femminilità e il 40% di mascolinità. Quando una coppia sta assieme crea l'unicum. Se noi andiamo a vedere l'origine, per parlare, lei ha citato non meglio sette suore, all'origine l'essere umano era unico, poi si è diviso, basta solo studiarle in termini storici anche con matrice greca, e poi si è diviso, però questa divisione porta una percentuale dell'uno e dell'altro in entrambi i sessi. Questo dobbiamo tenerlo presente. Attenzione, ci sono coppie, le classiche coppie eterosessuali, che non hanno nessuna delle due la presenza della figura materna o nessuna delle due la presenza della figura paterna, perché entrambi proiettano forme di mascolinità o femminilità, creando disequilibrio nei propri figli. Quindi quello che è importante è non generalizzare. Mi stupisce ancora una volta che l'ordine che mi rappresenta, a cui sono perennemente di stima nei suoi confronti, vada a generalizzare. Faccio però riflettere su un aspetto che è un po' meno scientifico. Sono 7 ordini in Italia che hanno sottoscritto quella lettera. In questa rappresentanza politica nazionale si solleva il tema, in quella precedente non è avvenuta. Ecco, io non ci sto ad appartenere a una rappresentanza che proietti ideologicamente la gestione del dato scientifico. Dottore, grazie molte. Pubblicità, un minuto, poi torniamo con Simonetta Rubinato e andiamo verso la chiusura. Tra poco, grazie. Nuova in diretta Focus TG, bambini adottati da coppie omosessuali, sì o no? Sentiamo cosa disse 7 anni fa Giorgia Meloni. Vediamo. Se ne è già occupato, perché la verità è che per quello che riguarda i diritti delle coppie conviventi, tutti i diritti dei quali si parla, eccezione fatta per il tema della reversibilità della pensione, sono tutti già previsti. Anche su questo bisogna smetterla di dire cose che non c'entrano niente, perché non si ha il coraggio di dire la verità. Esattamente come quando si dice no alle unioni civili, non si dice no perché non si riconosce il valore dell'amore tra due persone, perché casomai sia sfuggito, lo Stato non norma l'amore tra persone, in nessun caso, altrimenti secondo me dovrebbe normare l'amicizia, che è uno dei sentimenti più duraturi nella vita di qualcuno, ma non lo fa perché allo Stato non interessano i sentimenti, lo Stato incentiva quello che gli serve
tristemente, insomma, o comunque in maniera molto concreta, e quindi di questo si sta parlando. Nel caso delle coppie omosessuali, comunque delle coppie conviventi, i diritti della persona, i diritti della coppia sono tutti già previsti. Il tema della reversibilità della pensione è un tema particolare, ovviamente, perché parliamo sempre di risorse limitate, quindi di priorità che lo Stato si deve dare, ma è un tema sul quale io sono disponibile a parlare, per esempio. La verità è che non interessa tutto questo, interessa un'altra cosa: mettere un cavallo di Troia per portare all'adozione coppie omosessuali. Si guardi intorno, se lei va a guardare nelle altre nazioni che cosa è accaduto, in tutte le nazioni nelle quali si è partiti con una legge sulle unioni civili si è arrivati al diritto d'adozione, e su questo si può essere d'accordo, si può essere contrari, però si deve dire che è su questo che si combatte questa battaglia. Io sono francamente contraria, non perché non abbia rispetto per il desiderio di genitorialità di una coppia omosessuale, però credo che venga prima il diritto di un bambino. E questa era Giorgia Meloni, che immagino non abbia cambiato idea nel frattempo. Qui era meno istituzionale 7 anni fa, no Simonetta? Sì, qui forse immagino sarà coerente, mentre su altri aspetti magari sta cambiando idea dovendo fare i conti col principio di realtà, come abbiamo detto più volte. Non ripeto quello che abbiamo già detto prima, quindi in qualche modo condivido anche, ripeto, non è, come ha detto bene il dottor Casteller, una questione di pregiudizio. Chi strumentalizza questo tema così delicato parlando di, come dire, oscurantista pregiudizio nei confronti degli omosessuali, in realtà insomma fa un gioco che è assolutamente in malafede. Qui il problema è mettere al centro il diritto del bambino ad una identità, ad avere un padre e una madre, come si diceva prima, e a non nascere precostituito orfano di padre o di madre. Grazie molte all'avvocato Simonetta Rubinato, ex parlamentare, al dottor Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta. Grazie molte, grazie tante. Noi ci rivediamo stasera alle 21:15, vi ricordo una puntata tutta sulla sanità, una intervista a Luca Zaia sui 3 anni dall'inizio del Covid e poi uno scontro politico, un dibattito tra sostenitori e detrattori della sanità del Veneto. Grazie, a stasera, arrivederci.